Ciao, tifosi del Napoli. Eccoci di nuovo qui, sempre alla ricerca di portarvi le migliori notizie e aggiornamenti dal nostro amato club, che sta lavorando duramente per raggiungere nuovi risultati. Prima di tutto, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche. Andiamo! Oggi abbiamo una notizia che potrebbe dare nuova linfa al centrocampo del Napoli. Michael Folorunsho, che nelle ultime settimane era stato circondato dall'incertezza, è tornato ed è pronto a vestire la maglia con tutte le sue forze. Per chi non lo ricordasse, il centrocampista era rimasto fuori dal progetto di Antonio Conte dopo il rinnovo del contratto e si era parlato di possibili partenze verso Atalanta o Lazio. Tuttavia, nessuna trattativa si concretizzò e, alla fine, Folorunsho rimase al Napoli. Quello che ha sorpreso tutti è stato il disgelo tra lui e Conte. Nell'ultima settimana il clima è cambiato completamente e ieri è arrivata la conferma che tutti aspettavano. Folorunsho è stato reintegrato in squadra ed è già tornato ad allenarsi con la squadra. Questo dimostra che nel calcio tutto può cambiare rapidamente. Ora è nella lista dei 25 giocatori iscritti al campionato e potrebbe essere una parte importante dei piani di Conte. Allora, tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa svolta nel caso Folorunsho? Potrebbe essere il rinforzo di cui il nostro centrocampo ha bisogno? Lasciate le vostre opinioni nei commenti. E naturalmente non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Andiamo insieme alla ricerca di grandi vittorie. Forza Napoli!